Grazie Andrea Della Linea, io mi trovo all'interno dello spazio espositivo di Verona Mercati. Io sono in compagnia del suo presidente, diamo il benvenuto ad Andrea Sardelli. Prima Fruit Logistica per neopresidente, insomma, qual è la sua impressione riguardo questa fiera? Ma effettivamente è la mia prima volta nel ruolo di presidente a Berlino e soprattutto in questa fiera. Devo dire che molto onestamente non immaginavo di trovare una fiera così importante e soprattutto così molto frequentata. Magari, come appunto dicevamo così scherzando poc'anzi, le fiere magari qualcuno può pensare che non servano, ma direi che la presenza di buyer da tutta Europa, moltissimi ovviamente italiani, ma oserei dire da tutto il mondo, ci stanno a dimostrare che è l'esatto contrario. Anche perché viviamo in un mondo in continuo cambiamento e quindi spesso magari parliamo di globalizzazione e appunto mi pare che qui ce ne sia un grandissimo esempio. Infatti basta girare, si sente veramente parlare tutte le lingue del mondo, siano esse europee, asiatiche ma anche sudamericane. Ortofrutta, seconda voce dell'export agroalimentare italiano dopo il vino, ma la frutta per andare lontano ha bisogno di logistica, di piattaforme logistiche e in questo senso il mercato di Verona ovviamente fa forse la parte del leone in Veneto. Ma direi che Verona ha anche una fortuna che è quella che è al centro dei corridoi nord-sud, est-ovest europei, quindi storicamente ha una posizione così felice che le ha consentito di crescere proprio sotto questo aspetto in maniera importante. Mi permetto di ricordare che è proprio un nostro dirimpettaio il quadrante Europa, che sappiamo è il primo porto logistico a livello europeo, quindi è di tutta evidenza che noi cerchiamo al massimo di sfruttare anche quella che è la possibilità che abbiamo nei mezzi di trasporto, e mi riferisco alla rotaia, e sappiamo anche che da qualche anno è in corso anche il nuovo tunnel del Brennero che partirà da Monaco e si fermerà appunto a Verona, che tra l'altro ho avuto occasione qualche mese fa nella mia vita precedente, tra virgolette, nel ruolo di vicepresidente della provincia di Verona, di andare appunto a fare la cerimonia per il 25° anniversario. Allora, Presidente, l'ultima domanda. Allora, chiaramente questo è anche un momento per fare il punto della situazione anche a livello proprio istituzionale di tutto quello che ruota attorno al comparto, al settore. Sappiamo che anche l'ambasciatore italiano è venuto in visita qui al mercato di Verona, insomma un'occasione anche per fare politica attorno all'ortofrutta. Certo, ho invitato l'ambasciatore d'Italia, ovviamente qui a Berlino, a visitare il nostro stand. Devo dire che ha molto apprezzato anche quella che è la nostra presentazione, come avete potuto modo anche di vedere, a differenza degli altri stand, noi abbiamo voluto rimarcare, consentitemi il termine, la veronesità. Abbiamo portato la casa di Giulietta, il balcone di Giulietta e la statua di Giulietta, e devo dire che in questi giorni che sono qui in fiera ho visto veramente molte persone provenienti da tutte le parti del mondo che proprio si fermano a fotografarsi davanti alla statua, che ovviamente ogni anno a Verona riceve almeno 2 milioni di visitatori. Io ringrazio il presidente del mercato di Verona, Andrea Sardelli. Chiudiamo qui dallo stand del mercato di Verona insieme al suo direttore, diamo il benvenuto a Paolo Merci. Allora, questa è un'occasione per ribadire la forza e l'importanza del modello Verona in tutto il mondo. Sì. Noi ci teniamo molto, la nostra presenza a Berlino e anche in altre occasioni è volta a ribadire l'importanza di un modello che unisce non solo la produzione e la commercializzazione, peraltro molto importante, siamo qui per questo, ma con questo anche i servizi, soprattutto dei servizi logistici. Perché in un mondo sempre più globalizzato come questo, dove anche il fenomeno degli acquisti subisce continue trasformazioni, riuscire a conservare la qualità e a trasportarla nel più breve tempo possibile fino alla tavola del consumatore è molto importante, e quindi alla commercializzazione e alla produzione i servizi logistici e la certificazione di questi servizi, l'aspetto igienico-sanitario che viene conservato, tutto è estremamente importante e fondamentale, insomma, per lo sviluppo di un'attività come questa. Non dimentichiamoci che l'ortofrutta è un prodotto molto particolare, un prodotto deperibile che ha quindi delle necessità. Sì, queste necessità ovviamente stiamo parlando di un prodotto estremamente delicato.
Se non si adottano tutti quegli accorgimenti necessari, non certo sono necessari per poterlo valorizzare al massimo, si rischia di non essere competitivi con chi invece lo fa. Anche perché il consumatore, mi sembra di capire, sia sempre più attento. Attento e anche con strumenti nuovi di acquisto come l'e-commerce ed altre, quindi che richiedono assolutamente più velocità e più attenzione all'aspetto della freschezza e della salubrità.